Benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Nello spazio intervista abbiamo l'opportunità di incontrare nei nostri studi Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e fondatore di Digital Meet. Buongiorno a lei, dottor Potti. Buongiorno agli ascoltatori. Digital Meet, per chi ancora non lo conoscesse, è giunto alla 13ª edizione quest'anno, per cui si avvicina all'età da maggiorenne, perché manca soltanto un lustro. È un momento fondamentale, un momento che anche a livello italiano ha una rilevanza che diventa sempre più significativa nel corso degli anni. Si parla di alfabetizzazione digitale per i cittadini e le imprese. Dottor Potti, oggi, 2025, nell'era della connessione tout court, della tecnologia esasperata, forse c'è ancora qualcosa da imparare e soprattutto qualcosa a cui guardare per l'immediato futuro? Assolutamente sì, ma io per primo, nonché gli over 60, nonché anche i ragazzini delle scuole che magari ti fanno l'intervista con davanti lo smartphone e ti guardano negli occhi, io resto allibito. Poi però se lo vai a interrogare sulla privacy, sulla cyber security, sulla sicurezza in generale, ci sono molte pecche, quindi gli argomenti sono tantissimi, è il nostro futuro. Noi ci stiamo battendo ormai da una quindicina d'anni sulla battaglia sull'alfabetizzazione digitale, perché reputiamo che l'onda vada surfata e non subita. Ecco, se mi metto su una spiaggia devo domandarmi: questa onda mi travolge o meno? Allora, non bisogna aver paura se si conosce l'intelligenza artificiale, non bisogna aver paura della cyber security, sono tutti strumenti per difenderti, ma devi conoscerli. Quindi il motivo per cui divulghiamo in tutta Italia ormai da 13 anni Digital Meet è proprio quello di portare il digitale in maniera semplice e comprensibile a tutti in tutta Italia. Venite ai nostri incontri e chi vuole partecipare www.digitalmeet.it. Dunque, indicazioni importanti, avete sentito, si parla di intelligenza artificiale, di cyber security, però dottor Potti è un aspetto, crediamo, fondamentale che voi trattate e approfondite, quello per esempio del welfare aziendale. Anche questo è un altro comparto in cui il digitale ha molto da dire. Nelle nostre aziende credo che il tema del dopo lavoro, del dopo attività lavorativa e anche durante l'attività lavorativa sia una necessità di un'azienda moderna. Ecco che il welfare aziendale è un altro aspetto legato al digitale che ci fa sottolineare anche questa mattina agli ascoltatori quello che stiamo dicendo. Per cui, diciamo, il mondo digitale diventa uno strumento fondamentale, strategico, anche, diciamo, per affrontare la situazione congiunturale difficile che stiamo vivendo, l'economia, diciamo, il pericolo in cui versano tante aziende, il rischio di chiusure. Voi fornite degli strumenti per, in qualche modo, affrontare non solo i giorni, ma gli anni che verranno. Assolutamente sì, vale per quella che noi chiamavamo qualche anno fa fabbrica 4.0, oggi 5.0, vale per il Da Vinci che permette a millimetri a distanza, oltretutto al di là dell'oceano, di fare delle operazioni sofisticatissime, quindi per la salute, per l'economia, per l'industria, per il commercio, per il turismo, insomma la lista non finisce più. Tutte queste realtà hanno bisogno del digitale. Il problema è quello che dicevo poc'anzi: o lo gestiamo o lo subiamo. Noi siamo convinti che conoscendo gli strumenti abbiamo la possibilità di fare quel salto di qualità come paese che ci manca. E vi do un dato: l'indice DESI, che è l'indice europeo sulla digitale, per la parte di formazione, che è una delle più importanti, quindi di alfabetizzazione, siamo ancora, quando siamo partiti col Digital Meet eravamo 27esimi su 29 paesi europei. Oggi saremo tra il 22 e il 23esimo posto, l'Italia.
Ecco, credo che si debba migliorare molto a tutti i livelli, regioni, camere di commercio, governo e via discorrendo. Era proprio la domanda che volevamo farle, dottor Potti, cioè quanto ancora c'è da lavorare in Italia, perché anche per esempio con un rappresentante del governo, il sottosegretario Massimo Bitonci, che lei conosce bene, abbiamo parlato a lungo di transizione energetica digitale, transizione digitale, ma è un processo che ci vede ancora, non diciamo arrancare, ma procedere forse ad una velocità ancora troppo lenta. Sì, questo tema l'abbiamo trattato proprio con il viceministro qualche tempo fa, ma in generale, questo esula da Bitonci o chiunque, quello che vorrei lanciare da questo microfono, che ogni volta che ho l'occasione di incontrare un assessore regionale alle imprese, un politico, 9 su 10 non dice mai no. Gli facciamo una richiesta, gli facciamo una proposta, diciamo qualcosa sul digitale, io vorrei una volta, 2 volte qualcuno che mi dica questo no, questo sì, questo è fattibile, questo no. Ecco, la politica è assente perché non conosce, quindi approfitto, alfabetizzazione digitale, siamo disponibili a farla gratuitamente a tutti coloro che ce la chiedono. Nel salutarla, Gianni Potti, founder di Digital Meet, vogliamo fornire le indicazioni fondamentali per Digital Meet. Dal 20 al 25 ottobre a Padova, dove? E orientativamente in che fasce orarie? Allora, in tutta Italia, oltre che a Padova, che è pure il punto di partenza da cui è nato tutto, dal 20 al 25 di ottobre abbiamo gli eventi che vanno da stakeholders importantissimi come Federico Faggin, che arriva per la 4ª volta ospite nostro e credo 1 o 2 premi Nobel. Poi abbiamo la possibilità di avere giovani talentuosi. Passiamo fino alla signora Maria, alla quale i nostri Digital Evangelists insegnano come prenotarsi il vaporetto a Venezia piuttosto che la corsa del bus o del tram a Padova. Ecco, noi vogliamo e parliamo a tutti i ceti perché l'interesse del digitale è essere trasversale. Non dimentichiamoci che quando arrivò Internet ci venne raccontato poco più di 30 anni fa che il mondo sarebbe stato più giusto, più equo, con meno dislivelli. Se c'è un momento della storia in cui il dislivello tra i super ricchi e noi, il popolo, è così grande, credo che sia proprio questa epoca, questi giorni, questo momento. Si chiude qui lo spazio intervista del Veneto in diretta, che ha avuto il piacere di incontrare e dialogare con Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e founder di Digital Meet. Grazie dottor Potti e buon lavoro. Grazie a voi. Ed ora il Veneto in diretta gira la linea alla redazione di Veneto 24.